Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parliamo della storia di un successo di un giovane milionario, Eric Finman. Quello che gli è successo è assolutamente incredibile. All'apparenza era un normale ragazzino dell'Idaho, uno stato nel nord-ovest degli Stati Uniti, abbastanza rurale. Quello che ha svoltato la vita di questo ragazzo è che all'età di 12 anni ha investito in Bitcoin. Sfido chiunque di voi ad affermare che nel 2011 già conosceva Bitcoin. La cosa divertente è che investì 1000 euro che gli aveva regalato sua nonna. Mi vengono in mente tutti quei soldi che mi ha dato mia nonna e che ho sprecato inutilmente. Scusa nonna. Bene, dicevo, questo ragazzino di 12 anni nel 2011 ha investito $1000 in Bitcoin e probabilmente non si aspettava neanche lui che questo investimento sarebbe stato così fruttuoso di lì a poco. Per farvi un esempio, è come se io avessi acquistato un quadro di Picasso quando ancora Picasso non era nessuno, quindi l'ho pagato pochissimo. Poi Picasso è diventato Picasso, poi Picasso è morto e a quel punto il mio quadro vale un sacco di soldi. Questo ragazzo ha avuto la fortuna, o la lungimiranza, ci arriveremo tra poco, di investire in Bitcoin appena prima che l'onda arrivasse, quindi ha cavalcato tutta l'onda. Pensate che adesso ha anche in mente di lanciare una piattaforma, Coinbits, per diffondere ancora di più le criptovalute nel mondo. Questo è l'aspetto senz'altro di successo del buon Eric, ma questo personaggio può comunque essere inteso come controverso per le vicende che vi sto per raccontare. Finman, infatti, dopo aver guadagnato tutta la sua fortuna, ha chiesto e ottenuto dai suoi genitori di essere ritirato dalla scuola pubblica. Ha deciso di mettere in pratica un proprio piano di studi individuale. Prima di dirvi che cosa penso io effettivamente del buon Eric, partiamo dal secondo lato, quello più controverso. Lungi da me dire che il sistema scolastico statunitense sia completamente esauriente o comunque fatto come si deve. Non lo so e non voglio esprimermi su cose che non conosco. Permettetemi però di dire che vedo una punta, giusto un filino di presunzione in questo ragazzo. È convinto di poter fare di più lui in maniera individuale piuttosto che affidarsi a dei professionisti. Detto questo, a uno che a 12 anni ha visto questo genere di trend, l'ha previsto e ci ha visto così lungo, non si può dire sicuramente che sia uno sprovveduto. Anche perché ricordiamoci bene che Finman ha investito $1000 a 12 anni, non sono esattamente bruscolini. Detto questo però non mi piace particolarmente tessere le lodi di una persona che per un singolo colpo di fortuna ha sbancato. Avevo già parlato di questo aspetto abbastanza controverso in altri video di investimenti. I soldi facili non esistono e dove si trova un profitto così enorme nella stragrande maggioranza dei casi c'è una truffa dietro. E allora vi potreste chiedere come mai questo ragazzo ce l'ha fatta? Senz'altro il suo successo non è legato al grande profitto che ha fatto, ma alla sua lungimiranza. Avere una visione del futuro e riuscire a prevedere ciò che accadrà da qui al prossimo mese o al prossimo anno è sicuramente un pregio. Si tratta di prevedere che cosa potrebbe succedere, ad esempio in relazione a un'azienda o a un settore, e andare in quella direzione. Questo è un aspetto che non è richiesto solo agli investitori, ma anche ai manager delle aziende. Per chiarire vi farò il classico esempio di questo canale. Se gestisco un'azienda che produce grissini, non devo solamente pensare a quello che sto producendo adesso, devo avere anche una visione di che cosa succederà più o meno sul mercato tra 4-5 anni. Devo arrivare per primo rispetto ai miei competitor, quindi andrò a cambiare dei gusti o semplicemente andare a fare i grissini in modo diverso. In pratica devo prevedere che cosa la gente vorrà e che cosa mi farà fare più soldi. Volevo chiudere questo video ribadendo esattamente questo concetto. Il successo di questo ragazzo è stato prevedere quale sarà un trend futuro, che cosa piacerà alla gente e dove andrà il mercato. Chiudo ricordandovi un famoso detto: fammi indovino che ti farò re. Detto questo, se vi è piaciuto il video io vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.